Buonasera, buonasera, benvenuti al Perbenista Talk Show. Questa sera è una serata dedicata al centrodestra regionale, al centrodestra perché bisogna capire che cosa vuol dire parlare di centrodestra. Se è ancora una sommatoria di partiti, quelli a cui eravamo abituati alle ultime elezioni, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, NCD, UDC o cosa fosse, o se invece si è creato qualcosa di diverso. Certo, a giudicare dalle ultime pagine dei giornali apparsi in questo periodo sembra che ci sia un po' di malessere in regione, ma c'è sempre stato forse. A discutere noi questa sera 4 ospiti, che sono 4 ospiti che possono rappresentare a pieno titolo l'attuale centrodestra. Va detto che abbiamo anche invitato diversi rappresentanti di Forza Italia a partecipare, ma non hanno voluto partecipare perché non volevano entrare in polemica. Ora è singolare il fatto che non vogliono entrare in polemica senza sapere neanche l'argomento, quindi probabilmente quelli polemici erano loro. Ciò detto, iniziamo con il giro di presentazioni. Con noi stasera Renzo Tondo, già governatore del Friuli Venezia Giulia e capogruppo di Autonomia Responsabile. Onorevole Daniele Franz, Marzio Giau, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, e Vania Gava, vice sindaco di Sacile Lega Nord. Perfetto, allora io partirei direttamente con una domanda a Renzo Tondo, una domanda. Sorrido perché so che è una persona spiritosa e quindi sa perfettamente, visto che me l'ha detto a microfoni spenti, sono già sveglio, perché questa uscita, diciamo anche di cattivo gusto, all'interno di esponenti dello stesso schieramento regionale in una prima pagina di giornale da parte di Riccardi, tanta accidia e tanto astio nei suoi confronti. Si dice che sia rimasto male probabilmente perché lei le ha bloccato il viaggio per Roma, quello di grande lettore, non altri. Ma non so, questo bisognerebbe chiederlo a lui. Io non ho voglia di utilizzare il tempo che mi sarà concesso in questa trasmissione, di cui ti ringrazio e vi ringrazio, per polemizzare con qualcuno, perché credo che il nostro compito sia quello di ricostruire, appunto, come diceva nell'introduzione, un centrodestra che ancora è in grande difficoltà, perché quando si perdono le elezioni, come è capitato a me e come a tutta la squadra, evidentemente l'esercito si scompone, quindi il compito di chi ha voglia di ricostruire le truppe è quello di guardare in positivo, eccetera. Io di Riccardi non ho alcun elemento polemico da aggiungere a quanto si è già fatto in questi giorni, non da parte mia. Io conservo di Riccardi lo stesso giudizio che ho sempre avuto quando ero il mio assessore. Riccardi è un ottimo amministratore, è un bravissimo assessore, è stato per me un bravo collaboratore e non sarà certo qualche battuta scomposta in una intervista a farmi cambiare idea su di lui, per cui perché questo lo chieda lui sostanzialmente. Io sono coerente con la mia impostazione e rimango al mio posto. Ma è vero che alla base di questa discussione ci sia il fatto che gli era stato chiesto di rinunciare alla presidenza della commissione controllo se voleva avere il ruolo di grande elettore e di rinunciare. Poi fra l'altro si legge dal Messaggero Veneto oggi un'intervista a Lenna che dice quella presidenza era promessa da tempo per Santa Rossa. È vero che io sono il leader di Autonomia Responsabile, ma è anche vero che Autonomia Responsabile è fatta da 5 consiglieri regionali. Oltre a me c'è l'avvocato Santarossa, c'è il sindaco, l'ex sindaco Trieste di Piazza, c'è Revelan di Gemona e c'è Giuseppe Sibau di San Leonardo. Quando c'è stata l'assegnazione degli incarichi che spettavano alle opposizioni, ad Autonomia Responsabile spettava il compito di presiedere, ed era già stato indicato Santarossa, la commissione di controllo, il comitato cosiddetto di controllo per la valutazione della legislazione e degli atti. Per una serie di coincidenze in quel periodo lì la vicepresidenza del Consiglio che spettava al PDL, e quindi all'epoca eravamo ancora tutti uniti, andò a pari dei Carnielutti e Forza Italia ci chiese all'Autonomia Responsabile, di cui io ancora non facevo parte perché ero nel gruppo misto, di cedere questa presidenza. Noi la cedemmo. È chiaro che adesso i miei 4 colleghi di Autonomia Responsabile dicono: sì, Renzo, però a noi non c'è stato dato nulla di ciò che aspettava l'opposizione, ed è per questo che si chiese a Forza Italia di concederci questa presidenza. Daniele Franz, cosa succede? La politica sta andando sempre più sui personalismi rispetto a una volta ci siamo incontrati, abbiamo fatto 4 chiacchiere, bevendo un caffè si diceva che
tantissimi anni fa c'era forse un'ideologia molto maggiore nella politica, fino ad arrivare addirittura magari a degli estremismi condannabili, ma comunque frutto di ideologia. Oggi forse di ideologia c'è poco e c'è molto più arrivismo e personalismo da parte di qualcheduno. Ovviamente non sto parlando adesso della questione Tondo Riccardi. Ma Marco, guarda, io credo che in realtà ormai si faccia molta confusione su cosa significhi fare politica. Fare politica dovrebbe essere prendere atto che c'è una situazione contingente, cercare di risolverla, disegnando potenziali scenari magari di sviluppo e di crescita. Io riscontro che molto spesso le forze politiche nel loro complesso tendono a mettere da parte questo aspetto che definirebbe la politica con la P maiuscola a favore invece di altri approfondimenti, di altre valutazioni che purtroppo sovente poco c'entrano con gli interessi effettivi dei consociati. L'esempio, perché io non voglio entrare sul momento sulla questione regionale, è: tu pensa al lettore medio italiano quanto può interessare la riforma della legge elettorale a fronte invece di tutta un'altra serie di problematiche che incontra quotidianamente. Noi sono circa 3 mesi che quotidianamente, nei maggiori quotidiani locali e nazionali soprattutto, leggiamo kermesse e querelle legate alla riforma della legge elettorale, che tendenzialmente è uno strumento, quindi come tale dovrebbe essere neutra, tra persone di buona volontà si dovrebbe essere nelle condizioni di mettersi d'accordo subito, bene, si cambia gioco, mettiamo queste regole, arrivederci, grazie. Invece la legge elettorale e la sua riforma è diventato un biglietto da visita fondamentale di riforma per varie parti politiche. Ecco, forse questo è il simbolo della mancanza della politica con la P maiuscola. Marzio Giao, da poco consigliere provinciale, no? A Udine per Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è visto un poco come il fratello minore della coalizione, venite un po' snobbati da Forza Italia, forse perché facevate parte tutti quanti del stesso partito, il PDL, e quindi scelte diverse vi hanno portato a una certa rottura. C'è un buon rapporto? Non sembrerebbe. Com'è la situazione? Ma più che il parente povero, il cugino povero, fino a poco tempo fa, che adesso veniamo anche presi un po' in considerazione, visto la politica nazionale che Giorgia Meloni sta portando avanti anche in sintonia con Matteo Salvini, e quindi l'indice di gradimento della nostra leader è alto, mentre magari la struttura siamo ancora in una situazione ci siamo trovati. Ti faccio un passo indietro: io ho anche lasciato per un periodo la politica, l'ho lasciata nel 1998, c'era un partito che era Alleanza Nazionale, che qua, parlo della regione adesso, aveva un eurodeputato, un senatore, 3 deputati, di cui uno è qua stasera, 9 consiglieri regionali, nella provincia di Udine c'erano 6 consiglieri provinciali, non so quanti sindaci, forse la mappa, il censimento me lo saprebbe dare più Daniele Franz, perché era deputato e anche segretario provinciale in quel periodo. C'era un'infinità di amministratori ad alto livello. Con tutto quello che è successo fino alla fine, all'entrata di Alleanza Nazionale nel PDL, il PDL era la sommatoria tra Alleanza Nazionale e Forza Italia. Fino a quel momento, e dopo, adesso c'è stata la rottura di nuovo del PDL, che si è frantumato in 3 parti, il nuovo centrodestra, ecco. Sì, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Adesso ci troviamo in tutto questo terremoto con un consigliere regionale che è Ciriani e un consigliere provinciale che sarei io. 6. 6 in che senso? No, nel senso non è... che sono. È oggettiva la cosa, sì. Certo. Sì. Ok, e quindi... Pensavo al numero. Stavo dando i tutto numeri. Questo per dire cosa? Per dire che la struttura è molto ridotta, cioè è idea di cosa ti ho detto prima nel 98. Invece, quello che è successo... Invece sorride Sornione alla Gava, perché sembrava, dopo il Trota e tutto il resto, che la Lega Nord fosse destinata a sparire nel giro di poche ore, perché in effetti ci furono 2 o 3 mesi abbastanza imbarazzanti a livello nazionale. Invece arriva la segreteria Salvini e diventa di gran lunga il primo partito della coalizione.
Merito di Salvini o demerito di Forza Italia aver doppiato un partito che prima doppiava voi? Allora, diciamo che noi comunque non ci siamo mai slegati dal territorio, perché anche nei momenti difficili comunque noi abbiamo continuato a mantenere il rapporto con il nostro elettorato, e ci sono delle persone che hanno sbagliato, hanno pagato, perché insomma sono fuori dal partito. Il partito ha saputo, attraverso la fase anche di Roberto Maroni, segretario federale, ha saputo rinnovarsi al suo interno, è riuscito a trovare una quadra con delle dirigenze, una dirigenza nuova, e è assolutamente tutto merito di Matteo Salvini e della sua squadra se siamo dove siamo arrivati adesso, dove ci danno i sondaggi. Perché non è che noi abbiamo doppiato Forza Italia perché loro sono in disgrazia e noi siamo più bravi, è che noi ci occupiamo dei veri problemi della gente, dei problemi concreti. Come diceva prima Giau, stiamo parlando di legge elettorale, di presidenze, di commissioni, però i problemi della gente non sono mica questi. I problemi della gente sono chi è senza lavoro, che non arriva a fine mese, che i pensionati non riescono ad arrivare anche loro a fine mese, e quindi noi ci occupiamo, ma ci occupiamo anche concretamente, perché abbiamo fatto una raccolta oltre 500.000 firme per abolire la legge Fornero, e la consulta poi ce l'ha bocciata, che questa è una vergogna, come dice giustamente Salvini, però noi ci siamo battuti, ci stiamo battendo concretamente sul territorio per dare una mano alla gente. Tutto quello che denunciamo sono cose assolutamente giuste, e quindi io credo che il merito sia proprio di Matteo Salvini, della squadra che la circonda, e soprattutto anche di Massimiliano Fedriga qui in Regione, in Friuli Venezia Giulia, che credo stia affilando le armi. Però siete spariti dal gruppo regionale, il gruppo regionale della Lega Nord non c'è più, poi è anche abbastanza fantoziano, nel senso che vi siete sciolti come gruppo regionale della Lega Nord per ritrovarvi voi stessi nel gruppo misto. Beh sì, sicuramente. Il capogruppo è sempre Violino, per cui dico di fatto. Certo, però noi non abbiamo più un gruppo, abbiamo anche questo, è stato un segnale concreto che abbiamo voluto dare ai nostri elettori, perché chi sbaglia paga, questo è il nostro motto. Non avremo più un gruppo, non importa, abbiamo comunque, insomma, sicuramente le sentenze poi ci daranno ragione. L'errore è stato fatto che quando è stato chiesto a una persona di non fare il capogruppo e di mettersi in parte fino a che non fossero chiarite le cose, non l'ha voluto fare, e pertanto nel nostro movimento chi non rispetta gli ordini che arrivano poi dalla base viene messo da parte. E al momento noi abbiamo un consigliere regionale che è Barbara Zilli, e quindi voglio dire. Ma Violino è ancora della Lega Nord o no? Risulta ancora tesserato dalla Lega Nord. Quindi avete due consiglieri regionali? Abbiamo due consiglieri regionali. Però lei aveva detto uno. Su questa riflessione andiamo in pubblicità mentre fai il calcolo. Va bene. Eccoci tornati, dicevamo con Vania Gava. Che l'abbiamo interrotta sul conteggio. Sì, sul conteggio. Sì, quindi sono uno o due di fatto i consiglieri regionali? Uno è donna e uno è Claudio Violino. Ecco, abbiamo trovato la quadra. La distinzione era questa qua. Senta, siccome ci ascoltano però da casa anche un pubblico più giovane, no? So che lei è madre, quindi un messaggio anche educativo. Vogliamo dire a chi ci ascolta che le cucitrici in faccia alle persone non si lanciano, che non è bello? Poi qualcuno dico la coglie, no? Cioè un messaggio promozionale. Ma le cucitrici in faccia fanno male di sicuro. Ecco, perfetto. E ci ho detto, ritorniamo a Renzo Tondo. Renzo Tondo, lei quindi andrà a votare per il Presidente della Repubblica? Ma così sembra, sì. Così sembra. Nel caso suo, che fa parte di una lista civica, autonomia responsabile, che indicazioni porterà? Cioè andrà su un'idea personale, su un'idea del suo gruppo? Come funziona? Ho già detto che io mi sento di centrodestra, ho un passato in Forza Italia fino all'altro giorno, ora la situazione è più complessa, ma di questo magari parliamo un'altra volta. Io intendo rappresentare l'elettorato di centrodestra in questa regione. Ora è chiaro, i cittadini che ci ascoltano lo sanno benissimo,
che la Presidente della Repubblica verrà scelta alla fine tra i partiti. È inutile che la Laura Boldrini, Presidente della Camera, ci venga a dire la scelta venne fatta qua dentro. Ci saranno delle indicazioni che i segretari dei partiti daranno e a cui ci si adeguerà, perché diversamente ci vorrebbero decine di votazioni per arrivare alla scelta. Quindi è chiaro che siamo tutti in attesa di capire se Berlusconi e Renzi faranno un accordo, se non lo faranno, se si andrà alla prima votazione, alla quarta, se si andrà a oltranza, eccetera. Io personalmente ho detto che ci sono due candidati che, anche se ci fosse un accordo planetario, personalmente non mi sentirei di votare. Il primo è Romano Prodi, perché secondo me rappresenta quella scivolata europea che ha portato l'Italia in difficoltà e soprattutto, avendo avuto la possibilità di fare il deputato nella legislatura in cui Prodi era Presidente, ho notato l'accidia nei confronti del centrodestra di questa persona che a mio avviso non è all'altezza di fare il Presidente della Repubblica con parzialità. L'accidia. No, il secondo è Giuliano Amato, e qui c'è un dato che fa riferimento alla mia storia. Io ricordo Giuliano Amato quando era vice segretario del PSI con Craxi, e ricordo che quando Craxi cadde in disgrazia si girò dall'altra parte, quindi non potrei votare una persona che ha abbandonato, qui ha dato tutto, sulla strada così in 4 e 4 ore. Anche perché in questo momento li ricorderebbe qualcun altro qua in zona. Se dovessi scegliere un candidato in questo momento tra i nomi che circolano, sceglierei Padoan, perché lo vedo il più defilato rispetto alle segreterie dei partiti. Oppure, adesso faccio anche una provocazione, ma siamo a un livello in cui è bene anche buttare da tutte, ecco, io credo che, come nelle logiche di competizione, la grande pace si fa col grande avversario, tanto vale che a questo punto Berlusconi faccia un accordo con Renzi su uno di una cultura anche comunista, che però sia garante delle regole. Un avversario che sia... No, piuttosto preferirei la Finocchiaro a questo punto. Va bene. Daniele Franz, in Parlamento lo conosce, c'è stato. Secondo lei, secondo te, quale potrebbe essere qualche nome spendibile? Vediamo di fare un po' di totonomi, insomma, va di moda farlo. Io sono stato, come dicevi tu, in Parlamento, sono stato anche elettore di Ciampi a suo tempo, perché quello era il mio periodo, e ho avuto l'avventura diversa da quella di Tondo, perché io mi sono beccato il primo Prodi e l'ultimo Amato, giusto per non farmi mancare niente. Quindi, innanzitutto mi permetto di chiosare un attimo ciò che ha detto Renzo. È vero, il Parlamento non è il luogo in cui si può scegliere chi farà il Presidente, diciamo una cosa molto borderline rispetto alla Costituzione, ma si può determinare chi non lo farà. E la storia repubblicana è strapiena di nomi eccellenti che partivano assolutamente... Sì, la storia repubblicana piena di questi esempi, no? Dall'ultimo che poi ha fatto il Presidente del Consiglio sia a me che a te, è storia recentissima, che ha costretto quel simpatico signore in età a proporsi per la seconda volta accettando il mandato, ma è pienissima, insomma, di questi casi. Quindi, due nomi che ti piacerebbe? Ma visto che Renzo ha fatto la cortese provocazione di indicare la Finocchiaro, sperando che nel frattempo si separi e non vada lì col marito, se no diventa un condono tombale a favore di Fidelbo, ma perché non Fini? Visto che ha la caratteristica peculiare di stare un po' sulle scatole a tutti, sarebbe sicuramente al di fuori di ogni condizionamento possibile. E siccome però una cosa sono i desiderata fantascientifici, una cosa è ciò che potrebbe succedere. Io temo che alla fine il prossimo Presidente della Repubblica avrà comunque una tessera riconducibile direttamente a sinistra, perché da come conosco io la sinistra sono molto nobili nei pronunciamenti e assolutamente speculativi nei comportamenti. Quindi anche se adesso sono alla ricerca del premio Nobel, poi alla fine piuttosto di mettere uno dei loro candideranno al Nobel magari l'usciere che era una volta in bottega oscura, e quindi non escluderei un clamoroso ritorno di Veltroni, e a voler fare dietrologia anche il fatto che ieri i dissidenti del PD riuniti in conclave l'abbiano fatto in sala Berlinguer, citando più volte Berlinguer. Veltroni ai loro occhi è stato il regista e il fondatore del film dedicato a Berlinguer. Marzo Fratelli d'Italia ha un'indicazione. Ma noi con 9 deputati, penso, siccome è sempre una questione di numeri, penso che non potremmo assolutamente determinare
Beh, però come la scelta dice, del come Presidente dice della Franz, Repubblica. magari non lo leggete ma lo fate cadere un nome, per cui, ma a parte questo, senza parlare degli ultimi 20 anni, l'idea, adesso il nome è inutile che lo faccia io che sono un consigliere provinciale, un nome che uscirà e sarà proposto sicuramente sarà un candidato Presidente della Repubblica contrario all'euro. Bisognerebbe chiaramente che tutte le forze politiche che sono al Parlamento, visto che il Presidente della Repubblica viene eletto in Parlamento e non lo eleggono i cittadini, come sarebbe bene che fosse, con una riforma di tipo presidenzialista, che non verranno, che si parla da 30 anni in Italia e non. Ma un nome ce l'avresti? Un nome anti-euro, mettendosi d'accordo magari con forze politiche tipo la Lega Nord e tipo anche il Movimento 5 Stelle che sono anti-euro. Si potrebbe, ad esempio, adesso sono le elezioni in Grecia, c'è Tsipras candidato, noi siamo tutto il contrario di Tsipras, però uno che fa una politica anti-euro a noi in questo momento, in questa fase politica, non dispiacerebbe. Vengo al punto, però siccome adesso ha parlato una forza politica minore, mi auguro che Forza Italia, visto che sta andando molto d'accordo con il Partito Democratico in questo momento, non nella scelta e quindi lo sceglieranno anche se il Partito Democratico ha i numeri per fare il Presidente della Repubblica da solo. Mi auguro che Forza Italia, visto che serve almeno questo amore che c'è tra Forza Italia e il Partito Democratico, serve almeno a non mettere un ex comunista come è stato Napolitano, che poi determina tutta la politica del paese, perché una volta il Presidente della Repubblica eletto così doveva essere un notaio, invece negli ultimi anni il Presidente della Repubblica ha determinato molto la politica. Ma negava, c'è un nome dentro la Lega Nord che potrebbe essere accettato con intelligenza e razionalità, quindi è evidente che non sarà un esponente della Lega il prossimo Presidente della Repubblica. Perché no? Quindi dico, quale potrebbe essere un nome che alla Lega potrebbe andare bene, oppure a priori la Lega dirà noi siamo contro, votiamo contro chiunque sia? Beh, se la Lega adesso fa un nome lo bruciano a priori, quindi voglio dire è meglio non dire niente per scaramanzia. La Lega e Forza Italia andranno con nomi concertati oppure? Dipende dalle proposte che verranno fatte. Se c'è un nome che non vorrei assolutamente avere come Presidente della Repubblica sarebbe Romano Prodi, per i motivi anche già detti prima da Renzo Tondo. Perché è colui che ci ha trascinato all'interno di questa gabbia Europa e dell'euro, e quindi assolutamente per noi non potrebbe essere accettato. Sarebbe il caso di avere davvero una persona super partes che faccia da garante, e quindi non vedo nomi all'orizzonte finora proposti che possano sicuramente trovare il nostro gradimento. Comunque la Lega ha proposto, adesso io non mi ricordo il nome, è un signore di colore, ha proposto... Tony Wobi, certo, anch'io. Sì, era una provocazione in risposta alla Chieng che diceva che avrebbe voluto un presidente di colore, e anche noi abbiamo detto certo, Tony Wobi, che è il nostro responsabile federale all'immigrazione, tra l'altro un amico, assolutamente se ne può parlare. Sì, certo, se di colore della Lega piglia doppio veto da una parte e dall'altra, esatto. Dire che come calcolo la probabilità non credo che unisca. Però è una scelta però è una scelta intelligente. Sì, no, ma vuol dire che credo che quelli di destra hanno votato per un motivo e quelli di sinistra per l'altro, quindi è molto provocatorio. Dove sta scritto? Tu lo voterai? Perché no? Ok, abbiamo trovato. Scusa, io quando, se ricordi, nel 95, quando abbiamo fatto quando facevamo le comunali a Pasiano di Prato, ho candidato tranquillamente una persona di colore. No, ma il problema per la lista di Alleanza Nazionale. È della Lega che è peggio. Non sul colore, per l'amor del cielo. Per la lista di Alleanza Nazionale. No, perché della Lega? No, se vogliamo parlare di una persona della Lega, io personalmente, ma un mio pensiero personale, comunque quando era ministro dell'interno, era una persona che piaceva da destra a sinistra, era Roberto Maroni. Tondo, lei si sentirà prima di andare a Roma con la Savino,
in quanto coordinatore regionale di Forza Italia per un'indicazione oppure si confronterà direttamente con il partito a livello romano? Desidero rappresentare anche i voti dei 5 consiglieri di Forza Italia, quindi sicuramente con Sandro Savino avrò uno scambio di opinioni. Ho capito. Franz, si ricompatta questo centrodestra qua in Friuli? Io le faccio fare il ruolo del divino Telma, no? In questa puntata qua. Prima fantastico, ma proprio comincio a lievitare. Esatto. Mi stupirò con effetti speciali. Qual è la data delle prossime elezioni, secondo lei, nazionali e di conseguenza regionali? Beh, questo per fortuna dipende molto meno dal centrodestra e moltissimo dal centrosinistra, che mentre noi parliamo di ricompattare il centrodestra, operazione possibile o meno, sta vivendo delle fibrillazioni non da poco e tutto sommato molto meno fondate di quelle che ci sono all'interno del centrodestra. La vera domanda, secondo me, è non se esiste ancora un centrodestra a livello di coalizione. Qui, se fosse solo questo il problema, basta che 5 persone di buona volontà si siedono assieme, discutono, superano i problemi, ve la cosa è risolta. Ma devono avere la credibilità degli elettori. Esiste ancora un'area che possa essere definita nel 2015 di centrodestra e quali sono i suoi connotati? Cioè il centrodestra in regione e in Italia, come si connota oggi come proposta politica? Se posso dire una cosa completamente lontana dalla mia tradizione, l'unica vera novità politica di questo periodo storico è la Lega di Salvini. Ma non per quello che dice, perché oggettivamente, essendo problemi vecchi, anche le soluzioni, pur essendo magari un po' datate, potrebbero essere ancora valide, ma perché sta cercando di far diventare la Lega da partito locale, seppure di un'area molto vasta, a un movimento politico di tipo nazionale. Questo in una situazione abbastanza sedimentata come quella italiana. Sta sostituendo Alleanza Nazionale al Sud. Se vuoi dir così, ma io preferisco sempre guardare in una prospettiva futura, tant'è che Salvini, 2 punti, apro le virgolette e se sbaglio la citazione, per favore correggetemi, Salvini dice io ho un'anima sociale, dice un altro termine, quello veramente di destra non sono io ma è Renzi, ora non è venuta proprio letterale ma concettualmente è chiaro. Oggi io mi aspetterei un centrodestra capace di dettare, l'ho detto prima, l'agenda politica. Un esempio su tutti. Berlusconi, se ha avuto un merito politico, è stato quello di riuscire a livello internazionale ad accorciare le distanze fra l'Europa e l'ex Unione Sovietica attraverso le sue relazioni personali e anche amicali con Vladimir Putin. L'Europa, secondo me, con una superficialità incredibile e una fretta pazzesca, ha messo, non il Lussemburgo voglio dire, la Russia sotto sanzioni per la vicenda ucraina. Siccome l'Europa non ha molta lungimiranza in questo periodo, 10 giorni fa succede un trisello a Parigi, una tragedia devastante, e ci si rende conto che adesso bisogna chiedere aiuto anche alla Russia per rifare un quadro complessivo di lotta al terrorismo di matrice islamica. Mi fermo. Questo è molto vero. Eccoci tornati dalla pubblicità, dicevamo con Franz. Sì, quindi in una fase così delicata, se io fossi un aspirante leader del centrodestra o fossi il leader del centrodestra, proporrei immediatamente alla comunità internazionale abbattiamo le sanzioni nei confronti della Russia e coinvolgiamola al tavolo della lotta al terrorismo in maniera diretta. Anche perché, per quanto possa valere, la Russia fino a prova contraria è membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU e quindi ha diritto di voto. Oggi invece le tensioni che Obama e Putin stanno vedendo lievitare, invece di creare un fronte compatto nei confronti del terrorismo, non solo quello di matrice religiosa ma di qualunque altro tipo di terrorismo, sta allontanando questa prospettiva, che è una prospettiva di crescita economica, di crescita sociale e di un mondo magari più sicuro. Io condivido molto quello che dice Maurizio, che dice Franz, anche perché se andiamo a vedere poi la politica ha le sue rappresentazioni. In piazza a Parigi contro il terrorismo non c'era né Obama né Putin. Cioè, proprio questa è la rappresentazione plastica delle grandi potenze, non solo economiche, non solo egemoniche, ma anche militari di questo mondo, non ci sono nel momento in cui si rischia quello che tutti crediamo possa essere la terza guerra mondiale. Posso aggiungere, il leader di Israele era presente ancorché non invitato ufficialmente da Hollande. Ecco, hai utilizzato un termine su cui volevo fare una domanda, ovvero leader. Ritorno a Renzo Tondo. Il centrodestra, può sembrare provocatoria la domanda, ma il centrodestra qua in regione ha un leader?
No, un leader non intendo un capo, non intendo un capogruppo o un onorevole, intendo un leader. Ma un leader deve essere anche riconosciuto da Deve avere un tutte carisma. le parti, e questo evidentemente oggi non c'è. L'ultimo leader di centrodestra sono stato io quando ho vinto le elezioni contro Illy, poi avendole perse ho perso certamente il timbro del leader. Bisogna riconquistare tutto. No, perché la lei crede che per essere leader, cioè, anche all'opposizione uno può essere leader, non occorre essere leader solamente se si Ma governa. il leader si conquista sul campo e con gli atti. La Serracchiani è diventata leader nel momento in cui ha deciso di fare il segretario del partito prima, di candidarsi contro di me e di vincere. Io sono diventato leader all'epoca quando decisi contro tutti di candidarmi contro Riccardo Illy e di batterlo. La leadership si acquista, non c'è una sacralità che viene imposta da qualcuno. Le leadership si acquistano sul territorio con l'impegno, con le idee, col sacrificio e con la capacità di rischio che il leader deve sempre avere. Può essere un suo difetto quello di non aver saputo giudicare delle persone che ha messo nelle sue squadre? Forse solo quello. E cos'altro? Errori ne ho fatti tanti. Ovviamente parliamo a livello politico, no, che altro? Io credo che l'errore principale, però che errori si imputa? L'errore principale è stato quello di mediare troppo. Cioè io sono sempre stato figlio dei partiti della Prima Repubblica, quindi sta nella mia natura quella di cercare di mettersi attorno a un tavolo, trovare una soluzione, cercare di mediare, eccetera. Non ho colto il vero cambiamento che stava imponendosi e a 2/3 della legislatura, cioè verso il 2011, avrei dovuto avere il coraggio anche di cambiare un po' la giunta e di andare avanti con forza su alcune riforme che poi invece ho lasciato a metà. Non aver esercitato fino in fondo la leadership mi ha fatto perdere le elezioni. Cambiare la giunta chi avrebbe dovuto cambiare? No, ormai... c'è la necessità, ci sono dei momenti in cui c'è la necessità di dare un elemento di cambiamento a priori, indipendentemente dalle... Ma tecnico o politico il cambiamento? No, tecnico, soprattutto tecnico. Franz, come mai questo suo periodo di relax o di riposo dalla politica attiva? Se c'è, magari non è così. Ma in realtà, siccome purtroppo nulla di nuovo sotto il sole, io sono convinto che oggi lo sforzo principale sia quello di cercare di creare qualcosa di nuovo che prescinda dalla sigla. In questo sono d'accordo con Renzi. Però Maine è tornato in campo, mi pare che stia organizzando qualcosa a livello nazionale, no? Ma sì, ho letto qualcosa, però non per citare la Bibbia, non è che io sono responsabile di mio fratello. No, vabbè, ma intendo dire a livello politico. Roberto, lo stesso Collino mi pare che sia anche lui, so che siete molto legati. Bocca al lupo a entrambi. Io credo che in realtà oggi lo sforzo principale delle formazioni politiche che non si riconoscono, ecco, pensa solamente a questo gioco lessicale. Una volta il nostro mondo era contrastato da quelli che erano uniti dall'essere anti-Berlusconi. Quindi tutto ciò che tu unisci su un concetto negativo è molto poco unito in realtà, no? Perché basta mettergli la mela della discordia in mezzo e questo deflagra. Oggi tutto il mondo che non è del PD apparentemente è unito non da un progetto di crescita comune politico, ma dall'antirenzismo, che oltretutto sembra tanto il berlusconismo di una maniera, anche nella metodologia di comunicazione spicciola. Il ragazzo Renzi ha studiato su testi evidentemente comuni. Oggi lo sforzo dovrebbe essere quello di realizzare un partito che sia oggettivamente organizzato a livello territoriale. Prima l'amica della Lega lo ha ricordato, mai mollare le strade, mai mollare le piazze, perché poi alla fine la televisione è un mezzo di comunicazione comodissimo, ma non ti permette l'empatia con l'elettore. L'elettore, se vuole, ha diritto anche a prenderti a calci, se lo stai deludendo, e tu, se non sei un cretino, correggi il tiro su un altro per non prendere più calci. La seconda questione è la credibilità della classe dirigente. Io, siccome stimo tutti, non mi esprimo sulla classe dirigente di nessuno, ma la terza è la produzione politica. Il centrodestra propriamente detto sta vanificando l'esistenza di un'area perché ha azzerato la produzione politica, e in una fase in cui si dovrebbe giocare in clamoroso pressing perché i problemi sono ovunque, sta giocando in contropiede. Io non posso credere che i movimenti politici con una storia recente importantissima giochino a fare le pulci su come si fanno le punte alle matite con la politica dei 30.000 emendamenti, dei 25.000 emendamenti, che poi è fatta la legge e ha trovato l'inganno, no? Qui si deve trovare una forma di comunicazione con la gente che deve investire credendo in te sulla base di ciò che tu ti proponi di fare, non perché stai distruggendo quello che gli altri cercano di fare. E questo vale a tutti i livelli, dal livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello ancor di più a livello nazionale. Questa fase a me sembra oggettivamente azzerata, non c'è produzione politica, e quando tu azzeri la produzione politica con l'organizzazione puoi tenere botta un po', con la classe dirigente, col leader, col personalismo puoi tenere botta un po', ma prima o poi la pentola esplode, perché non è più
la capacità di produrre, e quindi la gente non crede più, perché dice tanto non dice più niente. C'era una bruttissima frase che un nemico di Fini diceva una volta: Fini non ha detto niente ma l'ha detto benissimo. Ecco, il centrodestra oggi sembra il frutto di quella frase. Alcuni lo dicono benissimo, ma il vuoto è pneumatico e molto spesso purtroppo si percepisce. Questa è la mia opinione. Ciao, Fratelli d'Italia. Sul leader. Sul leader, sì. Sul leader del centrodestra. Regionale. Sì, allora riconosco in Renzo Tondo il leader fino alle elezioni regionali, che purtroppo per tutti ha perso. Purtroppo per Tondo, purtroppo per Lavagna, purtroppo per me e purtroppo per il centrodestra. Il leader in questo momento è vacante, anche per colpa di Tondo, perché Tondo, anche se aveva perso le elezioni, poteva rimanere ancora il leader. Bastava riunire un po' la squadra, parlare, vedere dove erano stati gli errori, ma quando poi per 2 anni neanche ci si sente, devi riunirci tu qua perché loro fanno la politica in consiglio regionale, però come diceva prima giustamente Vania, la politica si fa, che ha confermato Franz, la politica si fa sulle strade, bisogna andare a cercare Anche sulle strade. Anche ma gli elettori sono sulla strada. Sì, ma anche non so. Allora, adesso il liderato è vacante, in questo momento anche perché ci sono delle evoluzioni politiche. Poi tra l'altro chi è eletto in regione in questo momento, con la situazione politica attuale, è tutto cambiato. Non ci sono nemmeno i partiti che erano presenti alle elezioni, perché era presente il PDL, non esiste più, era presente la destra, esiste, ma non sappiamo. No, io che ne facevo parte non sento sto razze da 2 anni. E sono confluito in Fratelli d'Italia, che non esisteva, però adesso esiste. Quindi c'è tutto un altro panorama politico. La Lega, che in questo momento non è neanche presente come gruppo, in questo momento sembrerebbe il partito trainante, perché se in Regione Emilia-Romagna, dove non avete mai avuto fortuna, pigliate 9 consiglieri regionali, Forza Italia ne prende 2 e Fratelli d'Italia ne prende 1, capirai che c'è un'altra situazione ancora meglio qua in Friuli. Quindi loro che non hanno neanche il gruppo regionale, secondo me, dovrebbero essere quelli che trainano tutto il nord-est, perché storicamente hanno sempre avuto fortuna. Quindi il liderato penso che dovrebbe, per come ragiono io, spettare alla Lega. Mi sembra che in questo momento abbiano un deputato che è capogruppo alla Camera, quindi anche un giovane tra l'altro. Quindi purtroppo io guarderei, purtroppo per Renzo, che lo riconosco ancora come dal punto di vista umano sicuramente una grande persona, però in questo momento dal punto di vista politico devo guardare più dalla loro parte, anche perché è una questione numerica. Poi ci sono anche i leader locali, ad esempio un altro errore che è stato fatto in quella campagna elettorale. Il parente grande, e torno alla prima domanda che mi hai fatto, che poi non sono riuscito neanche perché ho fatto una gran premessa, forse non ce la fai neanche sto giro, e poi non ti ho risposto. I leader locali, io ad esempio, che nel mio piccolo, nella mia zona, sono una specie di leader. Io aiuto i miei parenti più poveri. Non dire parenti, se no arriva la magistratura. Sì, infatti. Ti sta salvando in corner. Prima abbiamo parlato di cugini, di cugini poveri. Il magistrato non aveva sentito quella fatta. Sì. Io aiuto le forze politiche minori, do una mano a tutti. Minori di voi, scusate battute, minori di Fratelli d'Italia? Beh, a Rivignano abbiamo il 33%, ero in una lista civica di centrodestra che ho gestito io. Ma Federica, continua già il nome di Federica come papabile candidato, manca un sacco di tempo, fare il nome prima si brucia, eccetera, eccetera. Però secondo una certa logica il nome che gira è quello suo, che da un lato è una buona notizia per la Lega, perché verrebbe da dire che è la Lega a individuare il leader, dall'altro è una cattiva notizia perché dopo Federica è il nulla, nel senso che se non dovesse essere Federica il candidato della Lega Nord, abbassandomi il sopracciglio, quale altro candidato ipotizzerebbe lei in Lega, esclusa lei che la voteremo tutti? Dico, ma c'è un secondo nome?
Allora, a partire che comunque Massimiliano Fedriga è un ragazzo eccezionale, ha un grandissimo carisma e avrebbe tutte le carte in regola per fare il leader, anzi, secondo me è già un leader. Ma il discorso è un altro, il leader di che cosa? Il leader di chi? Il leader di uno schieramento di centrodestra. Ma quale schieramento di centrodestra? NCD in regione le pare di centrodestra? Che sta facendo da stampella alla Serracchiani, come a Roma la sta facendo di Renzi. E di chi vogliamo parlare? Forza Italia? Siamo alle solite, di riflesso a Roma stanno facendo la stampella di Renzi e quindi di riflesso in regione. Cioè, noi stiamo andando avanti sui nostri programmi, con la nostra gente, stiamo andando avanti per fare i leader degli elettori. Poi, se gli altri partiti condividono, ma condividono non solo a parole, poi anche nei fatti, condividono quello che diciamo e quello che vogliamo, benissimo, le porte sono aperte, altrimenti noi andiamo avanti per la nostra strada. Però scusa, in Emilia Romagna avete fatto i leader, in Emilia Romagna è difficile vincere l'Emilia Romagna. Ma si è condiviso un programma, ma non potete certo. Trainare questo centrodestra. Anch'io a Sacile, anche noi abbiamo fatto un'alleanza su un programma e abbiamo vinto, tra l'altro in un periodo. Ma visto che siete il parente più bravo in questo momento, ma io non sto dicendo di no. Certo, anche il centrodestra in regione. Noi trainiamo tutto, se però viene condiviso il nostro programma, quello che diciamo noi. Ma guarda, se ci si trova, si parla, si può fare anche un programma. Ma voi volete, se ci si vede perché si chiama Belviso, non facciamo il programma. Quindi voi il programma lo facciamo, non fate politica. Voi siete il capocommessa, diciamo, il capocommessa, tirate, prendete le redini. Lasciami dire una cosa, noi dobbiamo abituarci a un ragionamento. Intanto c'è un dato che Franz ha sottolineato molto bene, ma un po' anche voi, e riguarda questo. È molto più difficile fare politica adesso. Cioè, non dimentichiamoci che Deborah Serracchiani è Presidente della Regione con i voti di 2 cittadini su 10, perché 5 su 10 non sono andati a votare. 2 su 10 meno qualcosa hanno votato per me, 2 su 10 hanno votato per lei e 1 su 10 ha votato o 5 Stelle o qualcos'altro. Quindi c'è un atteggiamento complessivo di sfiducia alla gente proprio perché probabilmente queste cose di cui noi parliamo non interessano più, come dicevi tu prima, cioè interessano più i problemi veri, eccetera. Seconda considerazione, i tempi della politica cambiano ancora più rapidamente. Ti devo interrompere rapidamente per una pubblicità e ritorniamo subito in puntata. Pubblicità. Eccoci tornati. Presidente Tondo. Sì, stavo cercando di esprimere 2 concetti. Il primo, appunto, è che oggi è tutto molto più difficile, perché 50 cittadini su 100 non sono andati a votare 2 anni fa quando c'erano le elezioni regionali. Se poi guardiamo l'Emilia Romagna, dove c'è il totem della partecipazione democratica, ancora peggio, perché ha votato il 35%. Quindi tutto molto più difficile. Il secondo concetto è aggiuntivo. Vediamo un attimo cosa è successo negli ultimi 10 anni. Riccardo Illy si candida alla seconda elezione, sicuro di vincere, con un centrodestra dilaniato. Non dimentichiamoci che io sono stato scelto per candidarmi contro Illy gli ultimi 3 mesi, proprio perché sembrava che non ci fosse niente da fare. E abbiamo vinto lo stesso. Il centro-sinistra a metà della scorsa legislatura, quando governavo io, era a pezzi, era molto diviso, eccetera. È venuto fuori questo fenomeno della Serracchiani all'ultimo momento e ha vinto le elezioni. Dico questo per darci anche un incoraggiamento, per dire che siamo a neanche metà legislatura, quindi abbiamo tutto il tempo di recuperare. Se Tondo ha vinto con Illy gli ultimi 3 mesi e Serracchiani ha vinto contro Tondo gli ultimi mesi, vuol dire che anche noi possiamo avere la possibilità di farlo. È giusto quello che diceva Presidente, però scusi, un po' è sempre quella, diciamo, la battuta, la frase. Visto lo scarto di voti basso, ha vinto la Serracchiani o ha perso Tondo? Ma è evidente che le elezioni si perdono. Le elezioni si perdono, come le ha perse Illy, le ho perse anch'io. Le abbiamo perse per gli errori che abbiamo fatto e su quale possiamo fare un dibattito, ma credo sia ora di cominciare a non guardare il dibattito di cosa abbiamo però sbagliato. Però non crede che un altro errore che stia facendo il centrodestra, adesso do una mia visione, è innanzitutto la composizione delle liste, cioè di quelli che erano i candidati e che sono andati appunto a concorrere. Ovviamente non sto parlando di tutti i candidati, sto parlando di un discorso generale. Già ha fatto il secondo punto che è abbastanza inquietante è vedere, parlando con responsabili dei vari partiti di centrodestra, che hanno già gli schemini
comunque per collocare i 6-7 che ci sono oggi. Cioè io sento dire, allora, sindaco di Trieste Di Piazza, sindaco di Pordenone Ciriani, presidente della regione Otondo Riccardi, cioè sembra che al di là, Franz, no? Al di là di quei 6-7 nomi che oggi già ci sono e sono fra virgolette arruolati nella politica, non ci sia l'idea di dire bene, questi qua sono tutti bravi, però un attimino fermi, forse il discorso che ha fatto la Lega che invece l'ha premiati, e individuiamo qualche faccia nuova che è una faccia nuova, però non deve essere il canero di turno di 70 anni o Ma altro. io oggi raccolgo l'indicazione che ha dato Giau, e ha ragione. Giau ha detto, dopo le sconfitte siete tutti spariti. A me piace ricordare che personalmente non volevo fare l'errore di quello che voleva stare in campo a tutti i costi. Mi sono fermato un anno di leccarsi le ferite, adesso bisogna ripartire per ricostruire. Voglio essere molto chiaro, se io dicessi che non mi piacerebbe la rivincita direi una bugia, ma ho i capelli bianchi per qualche ragione, è inutile che io pensi di poter tornare a fare il presidente per la terza volta, questo non sarà nelle cose, so già che non può essere. Ha detto che non andava a Roma a fare il grande elettore e dopo 24 ore ma me l'hanno chiesto di fare. Appunto. Vabbè, ma io faccio un ragionamento di carattere politico, fra 3 anni non ci saranno le condizioni né per un ritorno mio, per ovvie ragioni, però voglio vincere, voglio mandarli a casa questi, perché? Non perché c'è un'ostilità politica, ma perché sono convinto che questi portano la regione allo sfascio. E come si individua il successore a Tondo? Ma non c'è fretta, l'importante sul territorio, come diceva Giau, chi è capace di legare di più? Perché su questo sono d'accordo con Franz, perché altrimenti anche la mia critica a Siracchiani non avrebbe ragione di essere. Non si vince sulle televisioni. Si vince andando tra la gente. Se io ho fatto un errore tra i tanti è stato quello di amministrare troppo e uscire troppo dal palazzo, perché ero travolto dai problemi. Bisogna tornare tra la gente, ascoltare ciò che sta facendo la Lega, dobbiamo farlo anche noi, non è più un balletto tra Tondo, Riccardi, tra Berlusconi, Renzi, usciamo da queste logiche, e lo dice uno che queste logiche ha anche subito. Abbiamo ancora la forza di farlo? Lì si misuri la leadership. Franz, lì si misura la leadership, certo, però vuole dire, il discorso è che di fatto non se ne esce da certi nomi, né vedo come possa addirittura oggi un elettore che magari vuole iscriversi, se mai esistesse in Italia, a Forza Italia, come ci si iscrive a Forza Italia, cioè non c'è neanche una sede più, non c'è un numero di telefono, no? Per cui dico, figurarsi diventare leader in un certo modo, e soprattutto chi è nella strada, no? Mi rivolgo ancora a Renzo Tondo, poi ritorniamo a Daniele Franz. Lei con molta classe ha considerato superata la discussione che è uscita sul giornale fra lei e Riccardi, però di fatto il cittadino che legge questo battibecco una spiegazione se l'aspetta, cioè io oggi come oggi dico questi due non vanno d'accordo, cioè è difficile andare a pensare che ci sia una Forza Italia compatta se neanche i due possibili leader vanno d'accordo. Ma il cittadino probabilmente a questo punto gira pagina e guarda cose più interessanti, questo è il vero problema. Allora, il dibattito della politica c'è sempre stato, ma vi ricordate cosa accadeva nelle correnti del Partito Socialista, della Democrazia Cristiana? E continuerà sempre così, solo che oggi, in un momento di crisi economica, questo prende il sopravvento. In più c'è una legittima operazione da parte della stampa, che certamente è una stampa che in questa regione ha una sua collocazione. Non dobbiamo mai dimenticarci che il gruppo Repubblica Espresso, anche Padrone del Messaggero e del Piccolo, sono giornali che comunque sono hanno comunque un'appartenenza politica che è chiara rispetto alle scelte nazionali. È evidente che i litigi del centro-destra fanno audience, ed sta a noi litigare di meno, però questo fa parte di tutti, anche è un concetto che dobbiamo interiorizzare tutti, anche chi vi parla, cercheremo di farlo, ma non mi preoccupo più di tanto, perché il dibattito politico deve spostarsi su altre cose, continuare a porre il dito nella piaga a Tondo, Riccardi, Savino, Blasoni, farà anche audience dal punto di vista della televisione e dei giornali per qualcuno, ma non è la risoluzione dei problemi, perché intanto la Lega va avanti sulle sue strade. Però sono 3 nomi, Presidente, che sono stati indicati alla guida del partito, Savino, Riccardi, Blasoni, senza nessun processo come hanno fatto la Lega di congressi o altro. Questo accadeva anche prima, non è che Gottardo prima o Saro prima ancora, Romoli venissero scelti da un congresso, venivano indicati da Berlusconi in un partito che aveva queste caratteristiche e che tutti accettavano perché andava bene. Quando le cose vanno meno bene è chiaro che ci si scaglia contro il leader, è successo anche a me. Quando ero vincente Tondo era bravissimo, quando ho perso le elezioni Massi Tondo però. E fa parte. Quindi la ricetta è tornare a fare politica nelle strade? La ricetta è recuperare amministratori comunali
quelli che sono interfaccia con la gente, che hanno i problemi veri, cercare di convincerli a far politica, che oggi c'è un altro problema. Sì, però non recuperiamo quegli amministratori. Il rischio che la gente scappi dall'attività amministrativa, perché diventa sempre più difficile. Però noi abbiamo la Vania che fa la vice sindaco a Sacile, credo che ogni giorno riceverà in comune qualcuno che ha un problema di disoccupazione, di lavoro, di difficoltà, di servizi, eccetera, eccetera. E oggi c'è il rischio che la gente vada via dalla politica. Se continuiamo a demonizzare la politica, rischiamo di svuotare le istituzioni, e nelle istituzioni ci va solo chi non ha nient'altro da fare. Invece no, nelle istituzioni ci deve andare chi ha voglia di dare un contributo e anche l'ambizione di poter risolvere qualche problema, non solo di occupare il posto. Franz, non c'è anche il rischio di questo presunto movimento dei sindaci che era tentato di nascere qua sempre in Friuli del centrodestra, che poi alla fine non sono mai diventati più di 3, no? Erano poi 3 re magi, Molinaro, Zanin e Carlantoni, che hanno fatto il movimento dei sindaci, noi fra la gente, ma in realtà stiamo parlando di 3 figure che sono al terzo mandato, tutti quanti, uno presidente dell'Interporto, uno presidente dell'ex e altre cose. Vuol dire, non mi sembra che siano i sindaci fra la gente questi qua, no? Mi sembra che siano dei professionisti della politica, forse più dei consiglieri regionali che invece sono al primo mandato. Beh, allora, per scelta di vita, ogni volta che ho sentito parlare in varie fasi della storia repubblicana recente di movimenti di sindaci, mi veniva da sorridere. Quando il PD, anzi allora i DS, erano in difficoltà perché comunque con Berlusconi avevano vita relativamente complicata, almeno per vincere le elezioni, ogni 2x3 saltava fuori Chiamparino, Fassino, il sindaco di Bologna che diceva, però quelli erano sindaci di alcune capoluoghi, e noi facciamo il movimento dei sindaci. Sì. In realtà sono tutte buttate, no? Resta il fatto che per definizione il sindaco ha un radicamento territoriale superiore, perché questo è la faccia presente in paese della politica, seppur quella amministrativa. Io credo, vedi, che il problema, tu l'hai centrato nella domanda, e Tondo, se Renzo mi consente il neologismo, in maniera tondiana ti ha dato anche la risposta, è che Forza Italia, in apparenza, io la valuto da fuori, stia entrando in quel bruttissimo trip in cui, 2 punti, aperte le virgolette, non mi importa quanti consiglieri regionali farò la prossima volta, l'importante è che uno sia io. Okay. Quando una formazione politica, abituata peraltro ad avere numeri clamorosamente superiori, entra in questa specie di tunnel, la fine è dietro l'angolo, perché io le chiamavo logiche socialdemocratiche, con tutto il rispetto per quel partito lì. La valutazione dovrebbe essere fatta invece è, perfetto, oggi abbiamo 6 consiglieri regionali, correggimi se sbaglio Tondo, l'obiettivo è arrivare a 12. Quindi la tendenza dovrebbe essere quella di aprirsi e non di chiudersi a riccio nella fare liste paura. Competitive, non che garantiscano. Devi aprire. Io oggi, se fossi il capo di Forza Italia, quindi l'onorevole Savino, e per Forza Italia è un bene che non sia io il capo di Forza Italia, prima cosa che farei, convocherei gli stati generali di Forza Italia, ampliandoli il più possibile, garantendo la massima partecipazione. Certo, evitando le stupide provocazioni o quelli che magari verrebbero lì solo per ritagliarsi uno spunto sui giornali. Guarda che nell'intervista che ha fatto ieri Riccardi, a fianco a un sacco di gustosi aneddoti di cui abbiamo scherzato, c'è una frase che continua a ronzarmi in testa e che mi ha veramente lasciato basito. Quando, parlando del presidente Tondo, diceva: l'importante non è solo saper vincere le elezioni, ma poi saper governare. Ora, se lo dico io, vabbè, può avere un rilievo. In fondo io in vita mia ho fatto molto spesso con l'esponente di opposizione e non ho mai condiviso responsabilità di governo. Ma quando uno che è stato in giunta per 5 anni dice una cosa del genere, l'attacco diventa con ruoli anche importanti, meno isterico, capito? È politico. Camalosca. No, ma soprattutto riconosce, scusami, chiudo, riconosce il fatto che i 5 anni di esperienza del centrodestra, di cui lui ha fatto pienamente parte, non sono stati altro se non una conseguenza casuale dell'aver vinto le elezioni, che è molto pericoloso, a fronte poi di un'intervista del giorno prima del presidente Tondo in cui dice: su alcune delle riforme della giunta attuale mi riservo di vedere come saranno quando entreranno a regime, perché sono situazioni talmente complesse che meritano una chance, mentre altre legittimamente le ha smontate pezzo a pezzo man mano che gli venivano proposte dal suo cortese intervistatore. La mancanza di lucidità in questi passaggi, palese, no? Tondo si riserva la valutazione sulla riforma sanitaria, se non ricordo male, anche se dice: mi pare che siamo partiti col piede sbagliato, ma mi riservo un giudizio successivo. Guarda caso, l'ostracismo e l'ostruzionismo sulla riforma sanitaria è stato uno dei vanti di Riccardi, corretto? Sì.
Ieri leggo sui giornali che Riccardi fa le pulci su come la giunta Tondo si è comportata nel momento in cui governava, limitandosi a una frase ad effetto: non basta saper vincere le elezioni, bisogna poi saper governare. Oggi io credo che si possa governare anche dall'opposizione, fuori dal palazzo, nel momento esatto in cui investi su nuova classe dirigente, su un nuovo radicamento territoriale, utilizzando le energie che è in house ma cercandone anche da esterne, ma soprattutto ritornando alla produzione politica, Marco. Cioè, noi siamo di Udine e per tutti gli errori che io personalmente ho fatto nel passato so benissimo che se non inizi a incardinare oggi l'azione politica per cercare di rappresentare un'alternativa, per l'ennesima volta il centrodestra rischierà di perdere le elezioni. Ma è oggi che devi partire, non con i consueti 20 giorni prima col motto dell'amico Saro: non facciamo nessun nome se non lo Brusin, no? Peraltro parla uno non dei pompieri, di solito di quelli che col suo garbo e la sua capacità politica spesso lanciava cariche incendiarie per bruciare il nome di Tizio di Caio. Il progetto politico, che deve essere il più ampio possibile sulla città di Udine, deve partire oggi, con idee innovative, con classi dirigenti innovative, credibili, con tutta la stima che io ho dei consiglieri comunali, molti dei quali conosco, che oggi sono in opposizione rispetto alla giunta di Onse. Questo è il percorso virtuoso, secondo me. Se questo non viene fatto, noi potremo rivincere, certo, ma sarà incidentale, perché magari avremo azzeccato. La interrompo per andare un attimo in pubblicità. Grazie. L'ultimo aveva finito, 10 minuti finali. Siamo tornati in puntata e con l'onorevole stavamo finendo il discorso? No, avevo chiuso in realtà. Perfetto, va perfetto. bene. Allora, ultimo giro, 2 minuti a testa più o meno per gli ospiti. Marzo Giau. Sì, lasciami questi 2 minuti Sì. per aggiungere una battuta a quello che ha detto Franz quando ha detto sull'intervista di Riccardi che non basta vincere le elezioni, ma bisogna saper governare. Allora, le elezioni le ha vinte, invece io aggiungo che bisogna saper governare e bisogna anche vincere le elezioni, van bene tutte e due. Però le elezioni le ha vinte Tondo, poi ha governato in realtà Riccardi. No, perché abbiamo visto questo negli ultimi 5 anni, perché era dappertutto. Quindi, poi in realtà poi sono tornate le elezioni e chi era in campo? Riccardi, e le abbiamo perse, quindi proprio non è azzeccata una Riccardi da quel punto di vista. Seconda cosa, una cosa Giau, che... come mai? Sì, un attimo, cosa perché bisogna anche però dire delle cose giuste. Come mai, nonostante oggi sia nell'occhio di Merino su molte critiche, ha preso pur sempre 7.000 preferenze? Perché ha governato lui. Perché quindi? Ha governato lui per se stesso, il discorso che faceva Franz: non mi interessa quanti ne vengono fuori, l'importante è che sia io e che sia il C'è una buona struttura. Madonna, prova ad andare in giro. Io che dovevo andare a prendere le preferenze, la destra non esisteva più perché era tutta in mano a lui, e prova ad andare a prendere 4 voti, devi andare a prendere a sinistra. Io ho preso anche io una parte di voti, qualcuno ha avuto un po' di consistenza. Pensi che ce ne sia uno di destra? È un problema suo. Sì. No, scusa, ha governato lui, distribuiva, lui ha governato col portafoglio della regione. Cosa vuol dire governare con E quindi tu, caro sindaco, 100 preferenze, tu caro sindaco perché ti ho portato la palestra, perché ti ho portato questo. Questo è stato il suo modo di prendere le preferenze, e noi siamo andati a cercare di prenderle da altre parti o di portare, cosa più importante, perché siamo dal punto di vista... a me interessa l'organizzazione, io avevo capito che c'era assenteismo, e cosa dovevi fare per andare a prendere 4 voti? Dovevi andare a pigliare la gente che non sa neanche cos'è un certificato elettorale più da tempo e portarla a votare. Se tu vai a vedere nei comuni dove prendo 4 voti in più io, sono tutti comuni dove hanno il 10% di affluenza delle urne rispetto agli altri comuni. Allora voglio tornare a dire una cosa sull'organizzazione, perché prima tu hai detto una cosa importante, che è una cosa importante sbagliata, che intanto non c'è, è vero, adesso c'è tempo perché le elezioni sono nel 2018, però sono nel 2018 perché si andrà a scadenza naturale, perché non si è mai andati a scadenza prima in questa regione e sarà così anche stavolta. Però quando ha vinto la prima volta, 3 mesi prima
3 mesi prima è troppo poco, vogliamo l'ultimo... non sto giustificando questo, sto dicendo che non lecchiamoci le ferite troppo, nel senso sì, che abbiamo... però, ad esempio, per il discorso... Sono d'accordo con te che bisogna partire subito. Per il discorso dell'organizzazione, ci sono anche partiti piccoli nella tua coalizione, partiti piccoli che devono portare 6.000 firme per presentarsi, perché anche stavolta... Ok, quindi ci vogliono tempi tecnici per organizzarsi. Ma certamente, certo. Se dopo, altrimenti dopo devi farti dare una mano dagli altri. Una delle ragioni della sconfitta è stata anche di non riuscire dappertutto a fare i voti della destra. Perché dopo se li sono presi loro con Mandelli, quelli a Trieste. Vanagava è abbastanza schietta, no? Nelle sue dichiarazioni, come tutti i leghisti, insomma, in qualche modo. Lei che impatto, che riflessione ha avuto nel leggere questi 2 giorni questa polemica fra Riccardi e Tondo, no? Cioè questo leggere in maniera quasi isterico, alzati presto la mattina. Però, scusa, prima che risponda, non c'è una polemica tra Riccardi e Tondo? Io ho fatto le considerazioni politiche che guardavano alle categorie economiche. Riccardi ha fatto una sua intervista al quale io non ho risposto. Allora, una polemica di Riccardi verso Tondo. Io non ho risposto all'intervista. Sì, è vero. Io ho fatto una considerazione in cui centrale nella mia considerazione sul Messaggero Veneto era il giudizio sulle categorie economiche e il giudizio sulla legge Bolzonello. Dopodiché c'è stato l'avvenimento degli elettori e lì si è aperta la polemica, ma non l'ho fatta io, né intendo intervenire su. Ok, allora riformulo la domanda. Questa uscita isterica che il Messaggero Veneto comunque a cui il Messaggero Veneto ha dato grande risalto, anche perché, come dicevano gli altri ospiti, ha tutto l'interesse a dare risalto, certo. Esattamente, però di fatto sono frasi forti quelle del parola mi ha tradito, oppure si svegli presto la mattina, che sono anche molto gratuite in questo contesto qui. Che lettura dà? Allora, a prescindere che non mi piace entrare nelle scaramucce e nelle cose degli altri partiti, perché guardo il mio. Ma della stessa coalizione? Vabbè, della stessa coalizione. Io posso dire solamente, do una lettura, perché non l'ho neanche letto, ho letto solamente una parte ieri, poi è arrivata a un certo punto dove diceva prima Franz, quando è stata fatta appunto quella polemica sul non basta vincere ma serve anche governare, io dico, fossi stata io, se mi accorgo che il mio sindaco, il mio presidente della regione non sa governare, umilmente mi dimetto, perché dico non sono d'accordo con quello che sta facendo. Però mangiare lautamente a un tavolo 5 anni e poi dire ma hai governato male, beh, ecco, questa è una cosa che magari si poteva anche lasciar perdere. È stata molto chiara, come sempre. Come sempre. Ecco, allora, quindi siamo battute finali, Tondo, quindi lei dice io non mi sento assolutamente in polemica con nessuno, io ho fatto quello che devo fare, poi se dall'altra parte c'è qualcuno che ha i nervi tesi e ha deciso di uscire in maniera forse impulsiva. Ribadisco, ma non è un fatto di buonismo. Io considero che abbiamo governato bene. Ma questa commissione, ad esempio, allora, scusi, questa commissione alla fine... Ma lascia perdere questa commissione che alla gente non interessa. Beh, voglio fare un concetto. Noi abbiamo amministrato, io sono orgoglioso di come ho amministrato. Prima, se oggi la Regione è in una situazione in cui ha un rating alto da parte delle banche, può aprire mutui, finanziare e avere soldi, lo fa perché abbiamo ridotto il debito e abbiamo fatto il patto Tondo-Tremonti, che si dica un patto positivo. E smettiamola di dire che il patto Tondo-Tremonti era fatto male. È meglio del patto Serracchiani-Padoan. E vorrei invitare o Serracchiani o qualcuno a venire qui fronte con me a vedere se è meglio Tondo-Tremonti o Serracchiani-Padoan. Punto. Secondo, Riccardo Riccardi ha amministrato bene, è stato un grande amministratore, ha avviato la terza corsia, abbiamo fatto bene il nostro dovere e io sono orgoglioso di come abbiamo amministrato. Il mio giudizio su Riccardi rimane inalterato, non sarà certo una polemica che ovviamente non condivido e al quale non partecipo a farmi cambiare idea su una persona che è un ottimo amministratore e che probabilmente si è fatto prendere i nervi da una situazione che aveva pensato potesse andare diversamente. Ma queste cose in politica accadono sempre, per cui da parte mia assolutamente nessun rancore e avanti tutta per vincere la prossima volta in qualsiasi ruolo si decida di fare. Io sono d'accordo, oggi raccolgo la critica di Giau, tornate tra di noi, tornate dal territorio, questa è la cosa che dobbiamo fare come centrodestra, imparando su questo anche dalla Lega, che si preoccupa poco se Piccin o Violino sono iscritti o non sono iscritti, ma tornano a parlare con il loro mondo che si aspetta risposte sull'occupazione, sull'emigrazione, sui servizi dei cittadini. Questo è il compito a cui dobbiamo tornare a essere in prima battuta noi.
La presenza di due parlamentari, lo chiedo a Franz che lo è stato, nel centrodestra, parlo di Federiga e della Savino, in qualche modo sta portando dei benefici o sta portando una certa voce del Friuli Venezia Giulia a Roma? La rappresentazione di una regione a statuto speciale come la nostra, quando può avere dei rappresentanti al Parlamento nazionale, è sempre un vantaggio. Federica ha sempre fatto bene il parlamentare, io un po' che non segui i lavori d'aula presumo che continui a farlo bene. Non conosco, devo essere onesto, l'impegno dell'onorevole Savino, però mi dai lo spunto per dire che la debolezza politica del centrodestra friulano nasce proprio nelle trattative per fare le liste per chi doveva andare a Roma, quando ci becchiamo due trapiantati che poi non sono neanche passati a ringraziare, e quindi noi ci troviamo... Che sono Bocca, Beh, è quello degli Albeni, non mi ricordo. Bocca? Sì, è un altro, adesso non ricordo bene. Ma c'è uno di un partito di sinistra, anche mi pare che sia un sta di fatto che eletto con il centrodestra che poteva avere una rappresentanza più ampia a livello romano, numericamente ce l'ha, ma in realtà i friulani, se mi passa l'amica della Lega, di centrodestra, ma nel senso della vecchia coalizione, presenti su Roma, sono 2 su potenziali 4 che potevano essere. Lì c'era già una fase di profonda difficoltà del centrodestra a livello politico e di rappresentanza, nonostante Tondo avesse ottimissimi rapporti, evidente, al governatore uscente, con i vertici del PDL all'epoca e poi di Forza Italia, eppure siamo usciti con una deputazione che è stata sgretolata non solo nei numeri, ma addirittura nella provenienza geografica. Friuli Venezia Giulia è stata regione ponte dove mettere sederi eccellenti a cercare un'elezione a scapito dei cervelli eccellenti che magari c'erano in Friuli Venezia Giulia. E quindi noi siamo il Friuli Venezia Giulia sta a Roma oggi con la rappresentanza dimezzata sulla base di non mai capiti interessi nazionali. Se non è simbolo di debolezza questo, o peggio ancora voler essere maliziosi, citando mentalmente Andreotti, a far peccato ci si azzecca sempre se pensi male, anche se fai peccato, magari qualcuno ha detto, beh, visto che non ci sono io, è bene che non ci sia nessun altro. Chiudo con questo retropensiero qui e temo di non sbagliare tantissimo. E poi se dai del friulano a Federica e alla Savina sono capaci anche di offendersi. Sì, no. Friulano nel senso di obbligo televisivo alla sintesi. Friulan Veneto Giuliano. Sì. Camber esiste ancora, Presidente? La Camber è immanente, no? E là, essendo un uomo profondamente radicato nella città, indipendentemente dal fatto che lui viva questa sua esperienza politica in maniera tutta personale, eccetera, è uno che ha un profondo contatto con la città e interpreta gli umori della città di Trieste. Ovviamente lui è sempre stato leale con i triestini, con Forza Italia e con Berlusconi, e difende giustamente la Savino, che tra l'altro, parentesi, è diventata deputato in virtù di un mio effort nei confronti di Sandro Bondi, perché ricordo, questo è bene che si sappia, che nel momento in cui si dovevano scegliere i deputati di Forza Italia io venni chiamato a Roma e me ne andai dall'ufficio di Alfano, che all'epoca era il coordinatore del PDL, sbattendo la porta perché mi avevano candidato Bernabò Bocca. Non che avessi nulla contro Bernabò Bocca, ma non era di qui, non c'entrava niente. E ricordo che mi chiamarono mentre ero nella sede della regione di Roma e mi dicono: senti caro Tondo, non hai capito che contro Berlusconi non si va, non si può, Bernabò Bocca c'è e ve lo tenete, se ti adegui ti mettiamo un candidato alla Camera che vuoi tu, e se no metteremo anche lì chi vogliamo noi. E io presi la palla al balzo e candidai Sandra Savino a deputato. Un'ultima domanda, l'NCD lo considera ancora un partito di centrodestra su cui poter costruire qualcosa, oppure, come dice qualcuno, è già orientato verso un accordo di un partito della nazione con Renzi? Io non ho condiviso la scelta di Alfano di staccarsi da Forza Italia, però ho capito il significato di quella scelta, che stava anche nella necessità, giusta o sbagliata che fosse, di non andare a elezioni anticipate, quindi di sostenere il passaggio del governo Letta. Io considero ancora l'NCD un partito di centrodestra e mi auguro che si possa ricomporre
nelle cose, indipendentemente dal fatto se si torna o no sotto l'unica sigla. Ma ricordavo già prima, ci siamo in qualche modo divisi. Il PDL è diventato Forza Italia, Fratelli d'Italia, NCD e qui anche Autonomia Responsabile. Io non ci vedo nulla di male che ci mancano 4 bandierine, l'importante è che l'obiettivo finale sia uguale per tutti. Vanagava ha fatto una faccia un po' schifata che ho seguito con la coda dell'occhio sulla parola NCD, siamo poi in chiusura. Lei si fida di meno di un'alleanza futura con l'NCD? Beh, ai presupposti di oggi direi proprio che è impossibile, voglio dire, siamo davvero lontani da quelli che sono i loro programmi, i nostri. Uno su tutti è l'immigrazione, cioè il ministro Alfano sta facendo una politica di immigrazione che è una cosa che per noi è assolutamente inaccettabile, oltre 200.000 clandestini sbarcati dall'inizio del Mare Nostrum, diciamo che arrivano qua mantenuti e di cui oltre 100.000 persone non sono neanche nei centri di accoglienza, quindi non sappiamo dove siano, io direi che proprio non ci siamo. È un problema che divide molto. Siamo in chiusura, Rabi, se siamo vuoi in chiusura fare... e ringrazio il Presidente Renzo Tondo, l'Onorevole Daniele Franz, Marzio Giau e Vania Algava. Grazie. Bene, grazie anche a Rabi e ci vediamo venerdì prossimo sempre su questo stesso canale. Buona serata.